Tutti, buon pomeriggio dall'ippodromo Orcoveggio, convegno di corse di domenica 10 dicembre, prima corsa riservata ai 2 anni, 1660 metri, 1 Frida GSO, 2 Felina C, 3 Firmamento ST, 4 Faisal dei Greppi, 5 Florida Lake, 6 Freccia Spritz, seconda linea 7 Fox Matley, 8 Ferdinand, 9 Fairmont Bigi, 10 Falcon Baldone, 11 Freedom B, favori per Firmamento ST numero 3 Marco Stefani. Macchina che accelera. In partenza veloci Firmamento ST e Freccia Spritz che lottano per il comando, con Firmamento che tiene la testa, Freccia Spritz che cerca Numero di 4 sistemarsi Faisal in dei scia. Greppi, squalificato. La squalifica per Faisal dei Greppi, mentre Firmamento ST procede al comando nei confronti di Freccia Spritz. Gli altri più discosti, primi 200 svelti, 14,7. I primi due prendono netto margine di vantaggio dal resto del gruppo. E vediamo il completamento del quarto intanto in 32, con i primi due che non si fanno avvicinare. Poi c'è il rallentamento del battistrada dopo 600 metri completati comunque in 46,3 davanti alle tribune, dunque in vantaggio Firmamento ST nei confronti di Freccia Spritz, terza posizione per Freedom B, poi in quarta c'è Frida GSO, più indietro Falcon Baldone, mentre avanza all'esterno Ferdinand. Giro di gara in 1-1 e 2 con in vantaggio Firmamento ST che va a completare un chilometro iniziale in 1:16,6. Nella scia Freccia Spritz, poi Numero 9 Freedom Fairmont B Sigi, squalificato. che cerca di avvicinarsi quando Numero siamo a 5 450 Florida dall'arrivo. Lake, squalificato. Paletto dei 400 finali, Firmamento ST in vantaggio, Freccia Spritz in seconda posizione, in terza c'è Freedom B. Continuano nell'identica posizione acquisita in partenza, con Firmamento che entra nettamente in testa in addirittura d'arrivo, Freccia Spritz che prova a spostare. Ferdinand, Ultimi 100 metri di gara con Firmamento ST in testa, Freccia che prova inutilmente di avvicinarlo. Firmamento ST vince facile su Freccia Spritz. Terzo posto per Freedom B. 1,16 netto con 31 per l'ultimo quarto. Bel primo piano per Firmamento ST che dopo il secondo posto di Padova corre molto meglio alla seconda uscita e oggi vince la prima corsa. Marco Stefani in sediolo per conto di Mauro Baroncini e della scuderia Warriors Dottor Concato.